Buongiorno, mi chiamo Manuel Meneghel, sono una guida turistica abilitata, sono responsabile di venezialibertina.com e oggi per Venezia 1600 voglio parlarvi della presenza dell'astrologia qui a Venezia. Siamo in piazza San Marco, insomma nel salotto della città, e anzi siamo proprio davanti alla colonna più importante del porticato di Palazzo Ducale. Rappresenta gli influssi dei pianeti sui segni zodiacali. Un lato è dedicato alla creazione dell'uomo e gli altri invece sono appunto dedicati all'astrologia. Il capitello d'angolo non è l'unico dedicato ai temi astrologici, questo per esempio invece è dedicato agli influenze dei pianeti sull'età dell'uomo. Ecco, così come il segno zodiacale è influenzato da un particolare pianeta, tutti gli uomini in base alla loro età subiscono in determinati momenti, per determinati periodi, l'influsso di un particolare astro. Come l'astrologia è presente moltissimo nel Medioevo cittadino, dicevo, l'influenza rimarrà importante anche nei secoli successivi. Proprio dietro di noi si trova la torre dell'orologio, che peraltro oggi appare addirittura semplificato rispetto a quello che doveva essere nel 1499. Noi vediamo che ancora oggi l'orologio segna la presenza del Sole all'interno il passaggio del Sole nell'arco dello zodiaco, ma segna anche la presenza ancora oggi della Luna nell'ambito dello zodiaco, e noi sappiamo che quando venne realizzato erano presenti anche gli altri 5 pianeti. Era uno strumento importantissimo per gli astrologi proprio per poter calcolare le varie influenze. L'astrologia in piazza è presente anche all'interno della Basilica di San Marco, meglio in facciata, proprio l'arcone dei mesi, e ha nell'intradosso una raffigurazione dei mesi, quindi del calendario di mesi, ma tra un mese e l'altro sono inseriti anche i segni zodiacali, appunto, che nel loro scandire scandiscono il corso dell'anno. A Venezia abbiamo anche un altro edificio che si trova proprio qui vicinissimo, che è la facciata della chiesa di San Giuliano in veneziano, una facciata che è stata fondamentalmente privatizzata, cioè è un grande monumento alla personalità di Tommaso Rangone, questo filologo cinquecentesco presente a Venezia. Era anche astrologo, infatti tiene in mano il suo tema astrale, lui è nato sotto il segno del leone, e dietro di lui c'è un globo con le costellazioni, e c'è anche un'iscrizione in greco che celebra i suoi meriti come appunto indagatore del cosmo.